Focus TG, un buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Tantissime le notizie oggi dal Veneto e andremo a collegarci con le nostre redazioni per avere tutti gli aggiornamenti dal territorio. Ma apriamo il telegiornale in attesa di collegarci con Gabriella Basso della nostra redazione di Vicenza. Vi dicevo, apriamo con un servizio sulla situazione pandemica, perché il Veneto adegua il piano di sanità pubblica che prevederà in autunno una terza dose di vaccino anti-Covid con l'anti-influenzale. La presentazione sarà giovedì. Sentiamo. Contagi in calo, vaccinazioni anti-Covid in crescita, la prospettiva di un autunno che vedrà sovrapporsi i richiami con il vaccino anti-influenzale. Il Veneto adegua alla nuova situazione il piano di sanità pubblica che verrà presentato giovedì. Il presidente della regione Zaia lo preannuncia a Rovigo a margine dell'inaugurazione di una nuova sala operatoria e di un acceleratore lineare. Lo presenteremo giovedì ed è un piano che ovviamente è adattato, è un ambito sartoriale fatto in un momento storico nel quale Covid ha presenza di molti vaccinati, e ci stiamo preparando però anche a quello che sarà la prossima stagione autunnale, nella quale ci sarà necessariamente una terza dose per chi la volesse fare di vaccino, ma anche il vaccino anti-influenzale. Continuerà ovviamente il test nel territorio anche durante quest'estate, perché non si fermerà mai la fase di testing, quindi di tamponi. E a proposito di tamponi, sono in arrivo nuovi test. Adesso c'è la quarta generazione, vedrete, perché sono test di altissima affidabilità che ci danno esito in circa una decina di minuti, però sono test che devono entrare nei laboratori. Sul fronte delle vaccinazioni il 42,9% dei veneti ha ricevuto una dose, il 20,4% anche la seconda. Abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio, perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa, e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane. E allora andiamo a collegarci con la nostra Gabriella Basso della redazione di Vicenza per tutte le ultime novità dalla provincia berica. Buongiorno Monica, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in Corso Palladio, siamo anche allietati da una cantante di strada, ma siamo qui perché ieri è successo un fatto anche grave, nel senso che avete detto di me, c'è una transenna davanti a una farmacia Cattaneo, dove ieri appunto sono caduti dei calcinacci dalla terrazza che hanno rischiato di colpire appunto le persone. Ovviamente questo crea grossi problemi anche alla farmacia in questo momento per l'accesso e tutto quanto, però insomma è una questione appunto importante e bisogna capire se il palazzo chi dovrà fare la manutenzione e sistemare la questione. E parleremo anche ancora di movida e di anche atti vandalici, perché proprio nella notte è stato dato fuoco a una pianta che vengono usate un po' per abbellire questi nuovi plateatici che vengono fatti per dare anche, diciamo, un'immagine bella della città. Qualcuno si è divertito a dargli fuoco, probabilmente qualche ragazzata possiamo definirla, ma che comunque crea danni anche economici, perché costano moltissimo queste piante. Una palma molto alta, il proprietario del ristorante dove è posizionata la palma è andato a fare denuncia per questo atto vandalico. Ci sono anche le telecamere sicuramente che verranno visionate per individuare gli artefici di questa cosa. Dicevamo movida perché soprattutto in contrappescherie vecchie ci sono sempre più azioni di gang di ragazzi che si muovono come sciami e fanno danni, calci, pugni, rovesciano le cose. I residenti e commercianti sono arrabbiati e hanno chiesto all'amministrazione comunale un presidio fisso di polizia proprio come deterrente a questi gruppi vandalici di ragazzi che si muovono nel centro storico. Se hai qualche domanda, Monica, se vuoi sapere qualcos'altro, sono qua. Sì, questo sul fronte della cronaca, mentre Gabriella, come sta andando la campagna di vaccinazione nell'Ulsotto?
Sta andando bene, ovviamente tutte le slot che erano state aperte da parte dello slot sono state riempite fino a oltre agosto addirittura e dal 24 di giugno inizierà la vaccinazione dei giovani e giovanissimi per quanto riguarda l'uslotto Berica. Adesso ci sono dei ragazzi che sono andati a vaccinarsi perché si sono creati degli spazi, diciamo degli slot all'interno di quelli che sono già diciamo gli slot liberi, insomma prenottabili, ma il grosso, il clou della vaccinazione dei ragazzi dai 12 anni in su avverrà dal 24 di giugno. Sul fronte contagi invece, Gabriella? Sul fronte contagi diciamo che la situazione anche qui è sotto controllo, è una crescita lieve ma c'è, ma comunque diciamo che sì, insomma, rimane appunto sotto controllo. Tra l'altro fortunatamente le scuole sono chiuse, che sono sempre comunque un bacino di possibile contagio, e ci sono ancora gli asili aperti, quindi anche lì rimane ancora il punto di domanda, ma di fatto anche qui la situazione rimane sotto controllo, anche le terapie intensive si stanno svuotando anche a Vicenza. Bene, grazie alla nostra Gabriella Basso, naturalmente diamo appuntamento, Gabriella, ai TG di Vicenza, che sarà in onda questa sera su Rete Veneta come sempre con tutti gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia. Grazie Monica e ovviamente buona continuazione a voi. Grazie e buon lavoro. Andiamo avanti. Il Consiglio regionale ha dato il via libera all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid-19 in Veneto. I lavori dovranno concludersi entro il 30 di novembre e la relazione finale dovrà essere inviata all'autorità giudiziaria. Il Consiglio regionale ha istituito con voto unanime la Commissione speciale d'inchiesta sulla gestione del coronavirus in Veneto. La Commissione, frutto di un accordo bipartisan che ha superato le iniziali polemiche tra maggioranza e opposizione, dovrà accertare le cause che hanno influito su contagi e decessi, verificando eventuali responsabilità e completando anche i lavori avviati dalla Commissione speciale sulla gestione della pandemia nelle residenze sanitarie assistite e nelle case di riposo per anziani. Tendenzialmente le sedute saranno pubbliche e, salvo proroghe, i lavori dovranno concludersi entro il 30 novembre. La relazione finale dovrà essere inviata all'autorità giudiziaria, oltre che discussa in Consiglio. Io credo che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che volevamo da questa commissione. Innanzitutto bisogna ricordare che nei mesi scorsi sono state dette troppe bugie sulla sanità del Veneto e ora è giusto fare chiarezza, è giusto che i veneti sappiano realmente cosa è successo nei mesi di pandemia. Questa commissione serve proprio a questo obiettivo, fare chiarezza e dare risposte ai veneti, perché abbiamo voluto dare la massima trasparenza, non abbiamo nulla da nascondere, anzi vogliamo che tutti i veneti possano rendersi conto di qual è stato lo sforzo della nostra regione per affrontare questa emergenza. E speriamo tutti che una nuova pandemia ovviamente non ci sia, ma capire quali siano stati gli errori o le scelte che ci hanno portato verso questa china negativa è fondamentale per non ripeterli. La Commissione servirà a questo tramite audizioni dei medici, delle categorie coinvolte, dei dirigenti della sanità regionale, dell'associazione dei familiari delle vittime. Spetta ora al Presidente del Consiglio regionale, sentiti i gruppi consigliari, nominare entro 20 giorni 15 componenti, 10 di maggioranza e 5 di opposizione, che eleggeranno il Presidente, incarico che spetta alle opposizioni, il Vicepresidente e il Consigliere Segretario, che saranno invece di maggioranza. Asolano e Vittoriese, 11 comuni in cui la percentuale dei vaccinati tra gli over 60 è ancora troppo bassa. L'ULSS 2 intende raggiungere i residenti di questi centri con il camper vaccinale. Sentiamo. Cercheremo insieme ai sindaci di fare ancora una campagna, magari col camper, nei comuni, per fare in modo che si arrivi a una copertura degli over 60 vicino al 90%. Al mercato settimanale, alle manifestazioni più frequentate da Asolo a Vittorio Veneto, vaccinatori dell'ULSS 2 in camper nei comuni in cui la percentuale di over 60 immunizzata è ancora troppo bassa. In questi comuni abbiamo una copertura del 78 all'85, quindi andremo a spingere, soprattutto perché andremo a fare Johnson & Johnson, un'unica dose, quindi una persona poi è libera di fare quello che vuole, per cui chiediamo la collaborazione
e dei medici famiglia e dei sindaci per andare in questi comuni dove ancora il tasso ovviamente di vaccinazione è basso. L'azienda sanitaria trevigiana sta tentando tutte le strade per raggiungere quanti più soggetti a rischio possibili e chi ha più di 60 anni viene considerato tale. La situazione epidemiologica è buona in questo momento, l'indice di positività è sceso a 16 ogni 100.000 abitanti e anche il cluster che a Ormelle ha interessato la comunità SIC si sta riducendo. Una cinquantina i contagiati, 17 quelli già negativizzati, 130 i soggetti in totale costretti all'isolamento. 0 casi nelle RSA, a parte un operatore non vaccinato. I sanitari che hanno rifiutato il vaccino presentando certificato medico sono numerosi. Noi abbiamo avuto circa 160-200 richieste, almeno questo mi dice il medico competente, di persone che hanno mandato un certificato medico per essere esonerati a vaccinazione. Come prevede il decreto legge c'è una commissione che valuterà ovviamente questa documentazione e poi deciderà. Tra loro Riccardo Szumski, medico e sindaco di Santa Lucia, che domenica in Piazza Duomo a Milano ha ribadito che il Covid, anche nei casi gravi, si può curare a domicilio. Rispetto ai pazienti critici, Benazzi ribadisce il ruolo fondamentale degli ospedali. Quanto a Szumski, non è il solo, dice, ad aver curato a casa i malati, non è né un guaritore né Padre Pio, incalza. Un rispetto verso i colleghi che stanno lavorando, anche loro hanno lavorato, tanti dei suoi colleghi si sono anche ammalati, avevano preso il Covid, per cui bisogna rispettare tutti, perché se c'è un'ottima assistenza sanitaria domiciliare come è il Veneto, perché ha questa tradizione, lo si deve anche molto ai colleghi di Szumski e non solo al dottor Szumski. Ci fermiamo, c'è una brevissima pausa con Focus TG, torniamo tra poco, andremo a collegarci con la nostra redazione di Padova per tutte le ultime news. Vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, come vi dicevo siamo pronti con il collegamento con la nostra Valentina Visentin della redazione di Padova. A te Valentina con tutte le ultime novità. Sì, buongiorno Monica, mi trovo al centro vaccinale della Fiera, tra il padiglione 6 e il padiglione 8, ma prima di iniziare con il report sulle vaccinazioni, la cronaca in primo piano, perché a Padova questa notte, subito nella cintura urbana, nel comune di Saonara, questa notte c'è stata una violenta rapina in casa. Un 67enne di Saonara è stato colpito con una mazza di legno da 2 banditi che hanno fatto irruzione nella sua abitazione, che si trova a pochi passi dal centro di questo comune, della prima cintura urbana padovana. I malviventi, dopo averlo malmenato e minacciato, si sono fatti consegnare 5.000 euro in contanti e sono fuggiti rubando l'auto del malcapitato e abbandonandola poco lontano nella frazione di Tombelle di Saonara. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Legnaro, che sperano di dare presto un nome e un volto a questi rapinatori che hanno malmenato questo 67enne di Saonara. Questa la cronaca, ma dicevamo siamo qui al centro vaccinale anche per fare il punto sulla campagna vaccinale. Ieri l'USL 6 ha messo a disposizione altri 12.000 posti per gli over 12 che comprendono anche la priorità per, come sapete, per chi è invitato ad un matrimonio o ad una cerimonia. Ebbene, in poche ore questi posti sono andati esauriti. Rimane però la possibilità per gli over 60 di venire qui in fiera ai padiglioni per poter ricevere senza prenotazione il vaccino monodose Johnson & Johnson. Quindi questa possibilità ancora per gli over 60 rimane, si deve però gli over 60 devono capire che il vaccino senza prenotazione potranno ricevere esclusivamente il vaccino Johnson & Johnson, che è monodose, e ovviamente deve esserci il via libera dopo l'anamnesi da parte del medico. So Valentina che c'è stata anche una conferenza stampa presso il comando Carabinieri di Padova che hai seguito pochi minuti fa.
Sì, c'è stata questa conferenza stampa dove c'è stato firmato un importante protocollo d'intesa tra il Comando Legione Veneto dei Carabinieri e Union Camere Veneto, quindi riguarda non solo il Padovano ma tutta la nostra regione. Si tratta di un protocollo d'intesa che faciliterà ai Carabinieri l'accesso alle banche dati di Union Camere proprio per evitare così possibili infiltrazioni malavitose nelle imprese che si stanno riprendendo dopo il duro periodo della pandemia. E sempre in sostegno delle imprese, ma parliamo di imprese di ristorazione, pubblici esercizi, si inserisce un altro protocollo che è stato presentato sempre questa mattina a Padova, riguarda APPE, che è l'associazione di categoria che riunisce i pubblici esercizi, e due banche, Confidi Venezia e la Banca Patavina, che in questo modo metteranno a disposizione delle risorse e agevoleranno delle richieste di liquidità per le imprese di bar e ristoranti che stanno cercando di ripartire e che sono stati chiusi durante i mesi di lockdown. Bene, grazie alla nostra Valentina Visentin e buon lavoro. Buon lavoro. Andiamo avanti, restiamo a Padova, abbiamo sentito gli ultimi aggiornamenti da Visentin per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, ma sono incoraggianti anche i dati sull'andamento della pandemia in provincia di Padova. Calano di molto il numero di casi positivi e in azienda ospedaliera non si registrano ricoveri in terapia intensiva dal 20 di maggio. Facciamo il punto. Siamo sotto i 1000 casi attualmente positivi. Siamo a 939 casi. Per la prima volta nel 2021 il numero dei positivi al Covid scende sotto i 1000 nella provincia di Padova. Continua la progressiva diminuzione dei malati nel nostro territorio. A dicembre, nel picco della seconda ondata, a livello regionale i positivi erano 71.551, mentre ad oggi in tutto il Veneto sono 6.507. Nel Padovano in 15 giorni sono calati di 650 unità. Su 17.681 tamponi processati dal 26 maggio ad oggi, i nuovi positivi sono stati 151 e di questi solo 17 sono over 65, segno che la campagna di vaccinazione della popolazione anziana sta dando buoni risultati. Calano i positivi e progressivamente si svuotano i reparti. Dal 20 di maggio non abbiamo avuto più alcun accesso in terapia intensiva. Quindi le persone che ci sono persone che da tempo sono ricoverate appunto in terapia intensiva. Attualmente i ricoverati in azienda ospedaliera sono 18, la gran parte in area medica, nel reparto di malattie infettive, 6 in area subintensiva e 2 in terapia intensiva. L'età media è di 64 anni. In 15 giorni le presenze complessive dei ricoveri si sono dimezzate. Gli accessi in pronto soccorso sono aumentati, ma solo in poche decine riguardano pazienti con sintomi Covid o simil Covid. Stessa cosa per la pediatria, dove su 282 accessi in 15 giorni solo 5 bambini sono risultati positivi e nessuno ha necessitato di ricovero. Sul fronte vaccinazioni il padiglione 8 della fiera, gestito dall'azienda ospedaliera, lavora a pieno ritmo con 42 linee vaccinali operative che somministrano in media 4.500 dosi al giorno. Il grido d'allarme della RSA del Trevigiano: mancano gli infermieri e le case di riposo potrebbero non essere più in grado di garantire l'assistenza agli anziani e ospiti. Noi, amministratori delle case di riposo, siamo molto preoccupati per la carenza degli infermieri. È qualcosa che quando avverrà, ecco, se ne renderanno conto anche i cittadini trevigiani, che quando verranno a chiederci di poter collocare nelle case di riposo un loro caro, dovremo dirgli non possiamo perché non ho lo standard richiesto delle norme sugli infermieri. RSA senza infermieri. A lanciare il grido d'allarme il presidente dell'ISRA di Treviso, l'IPAB più grande del Veneto con le sue 4 case di riposo e gli oltre 800 ospiti, un problema annoso esploso negli ultimi mesi con la pandemia. La carenza del personale degli ospedali è stata coperta togliendo il personale dalle case di riposo. Ecco, adesso il problema si è spostato, però hanno spostato il problema, però bisogna risolverlo. E non possiamo risolverlo solo noi, amministratori delle case di riposo. Il numero chiuso ai corsi di laurea, gli stipendi più alti offerti negli ospedali e all'estero hanno letteralmente svuotato la RSA dagli infermieri, e in tutte le case di riposo del Veneto la preoccupazione è altissima. Guardate che se la situazione rimane questa, al di là del tema degli ingressi,
Noi fra 6 mesi probabilmente dovremmo chiamare i familiari e un terzo della popolazione anziana ospite delle strutture dovremmo invitare i familiari a riportarli a casa, perché se il trend della crisi infermieristica continua con i dati che io ho di questi giorni, noi non saremo più in grado di dare servizi di garanzia sociosanitaria ai nostri ospiti. 2 nuovi macchinari ad elevata precisione sono stati inaugurati dal governatore Zaia all'ospedale Santa Maria Misericordia di Rovigo. Le immagini. Ricordo il 2010 c'era sicuramente un momento nel quale si diceva Rovigo è dimenticata, nessuno pensa a noi. La verità è che noi invece abbiamo fatto un sacco di investimenti, lo si vede non solo visivamente negli investimenti ma anche nella qualità delle cure, nel grande lavoro che fanno i nostri operatori, e penso che i cittadini sappiano solo che apprezzarlo. A differenza di anni fa si può dire che oggi l'ospedale di Rovigo Santa Maria Misericordia è all'avanguardia. Il presidente Zaia ha inaugurato un acceleratore lineare e una sala operatoria ibrida dotata di angiografo digitale, un investimento di oltre 5 milioni di euro. È caso di parlare di sanità di precisione, no? E poi queste sono le nuove tecnologie che si affinano sempre di più, che dovranno sempre essere riaggiornate, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Noi investiamo circa 70 milioni di euro all'anno in macchinari e la sanità ha avuto una grande evoluzione, ce l'avrà ancora di più poi con quello che è l'intelligenza artificiale che entrerà ovviamente in tutti questi macchinari e ci aiuterà ancora ad essere più performanti. L'acceleratore lineare è un dispositivo ad altissima precisione per la lotta ai tumori, che sfrutta la radioterapia. Essenzialmente viene somministrata una dose elevata di radiazione ai tessuti tumorali, cercando di risparmiare al massimo i tessuti sani circostanti. La sala ibrida, prima in Italia per questa conformazione, permette di operare con la massima precisione, rendendo l'intervento meno invasivo. Con questa conformazione noi abbiamo un macchinario che è l'angiografo di ultima generazione, che si muove in maniera sincrona con il letto in maniera tale da poter avere delle immagini ad altissima definizione, che ci consente cosa? Di fare degli interventi a una precisione millimetrica e di poter intervenire molto rapidamente in quelle situazioni tempo dipendenti, diciamo, no? Che se per esempio sono i traumi, l'ictus, le gravi lesioni cerebrali. Ecco, su questo devo dire che con questa strumentazione l'ospedale di Rovigo ha assunto un salto grande di qualità. Ancora qualche giorno per avere la capienza dell'80% sui mezzi pubblici padovani, lo conferma l'assessore Ragona, che sceglie la linea della prudenza. Attualmente si viaggia ancora al 50% della capienza. Stiamo interpellando Regione e Ministero per capire se sarà possibile con la zona bianca tornare all'80%, quindi a una capienza quasi normale, dei mezzi pubblici. Il Comune di Padova sceglie la linea più cauta. Per portare gli autobus alla capienza dell'80% ci vuole ancora qualche giorno. Per ora il trasporto pubblico viaggia ancora al 50% della sua capacità. Prima di fare passi importanti, che però vogliono anche dire un piano ritorno alla normalità, stiamo attendendo che ci vengano date delle comunicazioni ufficiali. E intanto è entrato in vigore l'orario estivo degli autobus cittadini con la consueta riduzione delle corse. Bus Italia Veneto e Palazzo Moroni però continueranno a controllare quanti sono gli utenti dei mezzi per eventualmente aggiungere corse. Puntualmente andremo a vedere dove c'è la necessità, come abbiamo fatto in questo momento, andremo eventualmente a coprire delle necessità aggiungendo delle corse, nella speranza che poi a settembre si possa tornare alla normalità o a quasi la normalità. Insomma, lo speriamo tutti. Ci fermiamo ancora per qualche minuto con Focus TG, torniamo tra pochissimo e parleremo del caso del cantautore rosatese Michele Merlo. Vi aspetto.
Focus TG, rieccoci nuovamente insieme, siamo in attesa di collegarci con Rosà per tutte le ultime novità sul caso del decesso di Michele Merlo, il cantautore rosatese, intorno alla cui morte sono state aperte 2 inchieste. In attesa appunto di tutte le ultime novità su questo caso, diamo la linea alla nostra Ilaria Marchiori che si trova a Jesolo, dove è stato presentato ai blocchi di partenza un progetto per la valorizzazione delle coste del Veneto. Ma diamo la linea dunque a Ilaria Marchiori. Buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Jesolo, dove questa mattina è stato presentato un importante progetto, il Blue Zone. Ha preso parte a questa presentazione il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Un progetto importantissimo che valorizza ancora di più le nostre spiagge e il litorale veneto. Assolutamente sì, anche perché questa è una certificazione di 10 spiagge, la prima al mondo, dove si dà la tranquillità al turista di trovare un ambiente assolutamente igienizzato, sanificato e in grado di garantire la salubrità e la salute totale a chi frequenta le nostre spiagge. Stiamo parlando di una mole importante di turisti, stiamo parlando di 32 milioni di presenze turistiche all'anno. Ecco, un anno fa a quest'ora avrebbe pensato che ci saremmo trovati qui oggi, comunque sempre in sicurezza con le mascherine, ma con più persone intorno a noi? Sinceramente sì, perché queste cose hanno un inizio e hanno una fine. Coronavirus, come tutte le pandemie della storia, non dura all'infinito. Quindi adesso ci stiamo avvicinando all'uscita da questo tunnel. Spero che se ci comportiamo bene, se rispettiamo le regole, continuiamo ancora per il momento a utilizzare la mascherina e la utilizzeremo quando servirà in futuro. Io penso che ne possiamo venire fuori velocemente e tornare alla normalità. Siamo la prima regione d'Italia, la prima grande regione ad aver avuto riconoscimento di zona bianca, e quindi siamo la prima grande regione italiana ad aver cessato anche il coprifuoco, il che non vuol dire che dobbiamo fare la festa della liberazione. Un riconoscimento che è arrivato però dopo tantissimi sforzi e un grandissimo impegno da parte di tutta la regione e dei cittadini. I cittadini sono stati eccezionali. Abbiamo avuto 3 ondate di virus, la prima non ci ha toccato pesantemente, la seconda ci ha toccato pesantemente, che è quella autunnale, la terza ondata è stata un'ondata che è quella che sta finendo, che abbiamo gestito molto meglio. C'è da dire che ad esempio sulla terza ondata abbiamo avuto delle regioni che hanno chiesto, tipo l'Emilia Romagna ha chiesto ospitalità al Veneto per le terapie intensive. Ma non è una colpa dell'Emilia Romagna, accade perché questo virus è imprevedibile. Le vaccinazioni hanno cambiato il corso della storia, i vaccinati non tornano ovviamente negli ospedali, non si vedono negli ospedali, e questa è la vera chiave di volta. Ecco, arrivano anche delle novità, ad esempio per quanto riguarda la circolazione nell'Unione Europea è stato approvato il Green Pass. Sì, è bella notizia, sempre da buoni ritardatari, ma bella notizia, si doveva fare qualche mese fa. Consideri che io sono stato il primo a livello europeo, ma lo posso dire, penso ancora alla volta di aprile scorso, quindi sto parlando del 2020, quindi aprile 2020, più di un anno fa, a parlare di passaporto sanitario. Vi ricordate quanti attacchi ho avuto? Oggi si parla di Green Pass e si chiede Green Pass. Come quando parlai del virus che poteva essere artificiale, uscito da qualche laboratorio, mi presi un sacco di attacchi, adesso parlano tutti del virus artificiale. Funziona proprio bene così. Ecco, Presidente, lei pensa che potrebbero esserci eventuali contrasti con i certificati che vengono rilasciati a livello regionale, o ci sarà una buona organizzazione in tal senso? Perché comunque i tempi sono stretti. Noi cerchiamo di organizzarci, abbiamo una fortuna, abbiamo un'anagrafe vaccinale, abbiamo una storia sanitaria di ogni cittadino, per cui saremo in grado di fare la stampa dei certificati qualora fossero richiesti. Ecco, un'altra novità invece riguarda il mondo delle discoteche, uno dei settori che è stato più penalizzato tra altri dalla pandemia, e ora invece ci sono delle novità per quanto riguarda proprio la ripartenza dal mese di luglio. Sì, spero che si possa pensare a una riapertura in sicurezza, valutando che i vaccinati possono andarci, valutando che chi ha fatto il tampone possa andarci o chi ha avuto la malattia. Le dirò che in Veneto noi stiamo vaccinando alla grande, per cui siamo in grado anche di fare in modo che molti possano avere titolo per partecipare. Vi ricordo che le discoteche non sono un vezzo, sono un settore economico importante, sono parte integrante della prima industria del Veneto, che è quella del turismo. L'intrattenimento è uno degli elementi di cardine, una delle colonne portanti dell'offerta turistica del Veneto, e non solo.
Ecco, purtroppo tra eventi piacevoli come ad esempio quello di oggi ce ne sono anche dispiacevoli, ad esempio i danni fatti al Ponte Vecchio di Bassano. I vandali sono stati presi, ma lei stesso ha espresso la sua indignazione per questo gesto. Ma guardi, io penso una cosa, che stiamo parlando di un monumento. È come fosse stata imbrattata una statua di uno scultore o un'opera d'arte, eccetera. Questa è un'opera d'arte, è stata appena restaurata e non ci sono giustificazioni, e penso che anche la miglior punizione sia un contrappasso dantesco, no? Inutile sta lì a pensare alla multa, a ste robe, ma vengano accolti dagli alpini, che sono una garanzia, e facciano volontariato con gli alpini. Magari potremmo dedicare questi ragazzi a fare il controllo sul ponte, imparerebbero magari bene la storia del ponte, fanno anche le guide al ponte e quindi spiegano la storia di questo ponte palladiano, che è stato un travaglio il restauro, e penso che gli alpini rappresentano i veri servizi sociali. Ecco, forse coinvolgere questi ragazzi proprio in un lavoro di risistemazione sarebbe la giusta punizione per quanto fatto. Direi il punto di partenza, perché è ovvio che devono sistemare dove è stato imbrattato, ma poi devono anche capire cosa hanno fatto, che ha un valore che non si può trascurare, cioè hanno fatto una cosa gravissima per come hanno trattato un monumento così importante per il Veneto. Ecco, ringrazio il Presidente Zaia per essere stato qui insieme a noi. Voi. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Avete sentito il presidente Luca Zaia parlare del Ponte Vecchio di Bassano, che è stato imbrattato. I responsabili del vandalismo si sono costituiti. Allora sentiamo chi sono nel prossimo servizio. Hanno un nome e un cognome i due responsabili che sabato scorso hanno imbrattato il Ponte Vecchio di Bassano dopo la recente restituzione alla città, completamente messo a nuovo e in sicurezza. Ieri sera si è costituito il primo giovane. L'ha fatto fermando una pattuglia della polizia locale che transitava in centro a Bassano. Il 19enne è nato a Bassano ma residente a Rossano Veneto, ed è colui che ha invitato i 5 del Monte Bellunese a fare un giro in città. Le telecamere di videosorveglianza posizionate sul ponte inquadrano il gruppetto di 4 maschi e 2 femmine. 2 di loro si staccano, 19 e 20 anni, iniziano a imbrattare in più punti, arrivando a raschiare anche il legno. 2 dunque gli esecutori materiali, che adesso rischiano 1 anno di reclusione o 2.000 euro di multa, sanzioni per tutti per non aver rispettato il coprifuoco e l'omesso uso di mascherina. Sarà un ripristino fatto a regola d'arte? Beh, deve essere fatto a regola d'arte, è appena stato, diciamo così, messo a disposizione della città in maniera ottimale, per cui ottimale deve essere ripristino. Balaustra tutta, piantone per il tetto tutto, altra balaustra tutta. Gli altri 3 del gruppetto, pur non essendo autori materiali del gesto, potrebbero essere implicati, nel caso, per omessa denuncia. Insomma, andiamo avanti con il telegiornale, come vi dicevo, con le ultime novità sul caso di Michele Merlo, il cantautore rosatese che è deceduto a causa di una leucemia fulminante. La comunità di Rosà è in lutto. Andiamo a collegarci con la nostra Vanessa Banzato, che si trova proprio a Rosà per raccogliere il sentimento di questa comunità così fortemente colpita da questo lutto. Ha incontrato anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, appunto, che a nome di tutto il paese di Rosà, dove appunto Michele Merlo è nato, esprime il dolore della comunità. È pronto il collegamento, andiamo dunque da Vanessa Banzato. Sì, buongiorno Monica, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Come dicevi tu, ci troviamo proprio a Rosà, siamo assieme al sindaco Paolo Bordignon e alle nostre spalle questo cartello, questo striscione "Ciao Michele", questo saluto che un'intera comunità vuole lanciare a questo ragazzo che è morto a soli 28 anni mentre si trovava a Bologna, cantautore, amante dell'arte, e insomma di lui si è detto tanto, soprattutto in questi ultimi tempi, perché davvero
tanti, tutti lo ricordano come una persona speciale, una persona delicata, una persona dolce, una persona determinata nel raggiungere i suoi obiettivi. L'abbiamo sentito, l'abbiamo visto in tante occasioni, anche uno degli ultimi ricordi è quando era venuto proprio da noi in redazione per raccontarci di questa avventura, l'apertura dei concerti della collega e amica Emma Marrone. Sindaco Bordignon, c'è tanto sconforto in tutta la comunità. Sono momenti di dolore, credo non ci siano parole per far capire il dolore che la comunità stessa sta passando. Siamo vicini alla famiglia, al papà, alla mamma soprattutto, perché sono veramente una perdita di un figlio, credo sia una cosa massacrante per una famiglia. Per cui sconforto, soprattutto una cosa quasi che sembra essere quasi una cosa impossibile, però è capitata a una famiglia per cui siamo vicini. Io tra l'altro sono anche coetaneo del papà, che sento frequentemente, e credo un momento di dolore e il silenzio credo sia la cosa migliore per stare vicino alla famiglia. Ecco, lei è in contatto continuo, quotidiano con Domenico Merlo, col papà di Michele? Sì, mi sento 2 o 3 volte al giorno, naturalmente sempre nel rispetto, perché non so neanch'io come intervenire. Il silenzio è una cosa, ho detto, se a Domenico quando ha bisogno mi chiama e lui puntualmente mi tiene informato, anche su quello che saranno magari l'eventuale funerale che adesso andremo a valutare di volta in volta. Ecco, per quanto riguarda proprio questo momento dedicato all'ultimo saluto a Michele, si pensa addirittura di farlo all'aperto, di farlo in uno spazio ampio per permettere a tantissima gente di poter partecipare, di poter essere vicini a Michele e alla sua famiglia. Sì, il papà sta valutando un luogo privato molto ampio, all'aperto. Io ho proposto anche lo stadio, stiamo attendendo un po' queste ore per capire quando sarà il momento, quando verranno effettuate naturalmente tutte le attività della magistratura e dopodiché decideremo cosa fare. Naturalmente ho messo a disposizione tutta l'amministrazione comunale per questo momento e dall'alto è la stessa comunità che ci chiede questo evento. Si sa quando tornerà a Rosà, quando tornerà a casa il corpo di Michele? No, ancora non abbiamo dei dati certi, per cui attendiamo ancora lo sviluppo di queste cose. Perché ricordiamo che la procura di Bologna, perché Michele è morto appunto all'ospedale maggiore di Bologna, la procura di Bologna ha aperto un'inchiesta, reato omicidio colposo, ancora ovviamente non c'è nessuno iscritto nel registro degli indagati, quindi verrà a ore ormai eseguita l'autopsia sul corpo di Michele per capire le cause esatte della morte. Inoltre all'interno dell'azienda sanitaria di Bologna, lo abbiamo ricordato anche nei nostri servizi TG, è stata aperta un'inchiesta interna all'azienda per seguire tutti i movimenti, gli accessi di Michele, perché ricordiamo mercoledì scorso era andato in pronto soccorso nell'ospedale di Vergato, che si trova nell'Interland bolognese, qui proprio era stato mandato a casa con un antibiotico, lui accusava fortissimi dolori alla testa, placche alla gola, febbre, difficoltà respiratorie, eppure pare non sia stato visitato, ma questo sarà accertato dall'indagine interna, e quindi rimandato a casa. Il giorno dopo, durante una cena a casa della fidanzata, Michele si è sentito male, è svenuto, ha perso conoscenza, è stata chiamata subito l'ambulanza, portato al Maggiore di Bologna, sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico al cervello, poi è stato tenuto in coma farmacologico, ma nella tarda serata di domenica il cuore non ha retto e quindi Michele non ce l'ha fatta. Il papà vuole sapere il tutto e per tutto cosa è successo realmente, se si tratta di superficialità, dice, o addirittura omissione di esatte misure di cura, e quindi ha chiesto di fare chiarezza e dice non lo faccio per Michele perché nessuno mi può dare indietro Michele, lo faccio per aiutare tante altre persone che potrebbero trovarsi nella nostra stessa situazione. Quindi questa battaglia che sta portando avanti il papà di Michele proprio non soltanto per il figlio, per dare una giustizia a quanto accaduto, se si può parlare di giustizia in questo caso, ma anche proprio per evitare che errori simili possano essere
ripetuti. Sindaco, tra l'altro questo carattere grintoso, battagliero era quello che aveva anche Michele, lo ha dimostrato partendo proprio, lui diceva a volte mi sembra impossibile che partito da un paese del Vicentino come Rosà io sia riuscito ad arrivare fin qua. La voglia, e soprattutto anche in una delle ultime interviste diceva mai montarsi la testa, mai pensare di essere arrivati. Sì, Michele io lo ricordo come una persona semplice, ma soprattutto con il suo sorriso che ti comprava, ma innanzitutto la sua volontà, la sua voglia di vivere, la sua passione soprattutto per il canto, per la musica, ma in generale una passione per la cultura. E questo è il ricordo che voglio di Michele. È un ricordo che tutti quanti noi vogliamo tenere, questo sorriso, questa bontà d'animo di Michele. Monica, io ne approfitto perché mi legherei a un'altra vicenda che ha come protagonista sempre un giovane. Stiamo parlando di Matteo Cecconi, il 18enne bassanese che si è tolto la vita qualche tempo fa. Ricorderete, studente dell'ITIS di Bassano. Pare abbia assunto un cocktail chimico che l'ha portato alla morte. Bene, ci sono novità in merito, perché pare che il ragazzo fosse collegato via internet con un gruppo un po' particolare, un gruppo di istigazione al suicidio, e pare, almeno da quanto è emerso dal racconto fatto da un genitore, dal papà, che appunto avrebbe controllato, scartabellato, guardato tutto quello che c'era all'interno del computer, pare che mentre Matteo assumeva queste sostanze ci fosse tutto un tam tam in quel momento di queste persone, questi appartenenti al gruppo, che lo incitavano proprio ad assumerlo. Quindi adesso c'è da capire come si muoveranno. È partita anche ovviamente un'indagine, pare sia stato oscurato il sito, che pensate conta 17.000 iscritti a livello mondiale, sono tantissimi, è uno di quei social occulti, quei social che vengono definiti dark, nascosti tra l'altro, eppure 17.000 iscritti non sono pochi, tutti giovanissimi, e tra l'altro sembra che ci siano altri 2 ragazzi che in Italia erano affiliati a questa, perché sì, è come se fosse una vera e propria setta, e anche loro appunto hanno perso la vita nella stessa maniera di Matteo, del bassanese Matteo Cecconi. Quindi adesso c'è da capire come si muoveranno dopo che è stato oscurato anche questo sito. Grazie, ci saranno novità. Grazie Vanessa per il tuo collegamento, grazie al sindaco di Rosà Paolo Bordignon. Con Focus TG ci fermiamo, c'è ancora una breve pausa, torniamo tra poco. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, tutte le ultime news dal Veneto e dalle sue province. Andiamo a collegarci con il nostro Guido Barbato della redazione di Padova. Si trova in questo momento in Piazza De Gasperi per raccontarci una storia particolare, una storia di rinascita, ma allo stesso tempo una storia di vandalismi e di degrado. A te Guido. Buongiorno Monica, buongiorno a tutti. Purtroppo in Piazza De Gasperi è venuto a mancare, ma non nel senso che pensate voi, il cesto del canestro che da pochi mesi è stato approntato in questa zona della piazza. Piazza De Gasperi, per chi non fosse di Padova, è una piazza in centro storico, ma non è una piazza antica. È una piazza che ospita dei palazzoni molto alti che sono stati costruiti negli anni 60, e in questo luogo a partire dagli anni 80 è iniziato il degrado, innanzitutto con lo spaccio e la vendita di droga. Tanto che i residenti negli ultimi anni, fino a non molti mesi fa, pagavano un vigilante privato perché potessero rientrare tranquillamente a casa la sera. Cosa ha fatto il Comune? Il Comune ha abbattuto, vediamo se riesco a farvi vedere, nei tempi recenti, per riqualificare questa piazza, ha abbattuto una vecchia palazzina che fino a non molto tempo fa ospitava la sede padovana dell'Avis, e ha riqualificato l'area, e in mezzo ai posti auto, qui ce ne sono molti che sono stati anche così disegnati con colori diversi, ha ricavato un campo da basket.
Potete vedere che io sono posizionato ora, qui vedete, sulla zona del tiro da 3, e qui di fronte a me vedete il tabellone, uno solo, non ce ne sono due per fare delle partite, ma è una maniera comunque per giocare, per stare insieme. Un luogo che è diventato nel giro di poche settimane frequentatissimo dai ragazzi del Rione e non solo. La superficie in terra è di cemento, quindi colorato, e quindi questo ha ridato anche un po' speranza per la frequentazione appunto di ragazzi giovani con tutt'altre intenzioni di quelli che una volta qui venivano per acquistare la droga o per venderla, solo che è successo che probabilmente qualche notte fa è stato tolto del tutto il cesto arancione del canestro, per cui è rimasto il tabellone solitario, un tabellone che di notte è anche illuminato, proprio per dare, inizialmente era proprio per dare un po' un segnale a questo rione di palazzi altissimi che potete vedere qui intorno a me, dare proprio un segnale di vita, e i ragazzi hanno cominciato a frequentarlo, a giocare, a passare il tempo da queste parti, in questo luogo dove sono stati piantati sì alcuni alberi giovani, ma che in questo momento è assolatissimo, per esempio, ma che insomma veniva molto usato. Il Comune di Padova si è affrettato a dire che il cesto da basket verrà rimpiazzato quanto prima per poter continuare a giocare su questa superficie e a renderla quindi un luogo normale, tutto sommato, proprio con l'avvento di molti giovani appassionati della pallacanestro, e vedremo insomma quanto ci metteranno per ripristinare questa attrezzatura sportiva e ridare così dignità, respiro a questa piazza che si è svuotata anche nel tempo dei molti uffici che ha ospitato tra gli anni 70 ma fino a pochissimi anni fa, proprio perché era decaduta nella sua qualità, la qualità della vita era piuttosto andata. Avevo questa bella intuizione che ricorda un po' vagamente un qualcosa di newyorkese, insomma qualcuno dice con la parola adatta playground newyorkese, insomma comunque campo di gioco in stile statunitense. Ecco appunto che purtroppo dobbiamo registrare che qualche malintenzionato, qualche vandalo si è portato via questo cerchio di ferro con la relativa retina in plastica, ma che però aveva catalizzato diciamo l'attenzione e la buona volontà di praticare un po' di sport anche in pieno centro storico da parte di alcuni ragazzi. Staremo a vedere, vi faremo sapere appena ci sarà, come immagino, visto che stiamo entrando in periodo elettorale anche a Padova, una notevole cerimonia per riposizionare il cesto del tabellone da basket. Bene, grazie al nostro Guido Barbato, e con il prossimo servizio restiamo a Padova per parlare del futuro dell'area della Prandina e di Piazza Insurrezione. Sentiamo. Giugno è il mese decisivo, il mese della permuta che sancirà il definitivo passaggio dell'area dell'ex caserma Prandina nelle mani del Comune di Padova, che inizia a progettare concretamente il suo futuro. Attualmente ci sono 200 posti auto a raso gratuiti. I posti andranno a tariffa e quindi in questo modo potremo anche misurare bene le esigenze di parcheggio, ma possiamo anche aumentare la destinazione a parcheggio ottimizzando l'utilizzo di quegli spazi. Ma il primo obiettivo che vogliamo raggiungere è quello dell'ampliamento del parco. L'area della Prandina va assolutamente letta come la possibilità di proseguire e ampliare il parco delle mura. Da Palazzo Moroni si pensa a 500 posti auto più un'area verde, una scelta che potrebbe accontentare i padovani che nel recente sondaggio condotto da U-Trend hanno dimostrato molto interesse per l'area. Il 40% la vuole trasformare in un parco, il 33,2% in un parcheggio. Il destino della Prandina va di pari passo con quello della nuova linea del tram di Piazza Insurrezione, che sempre secondo quanto rilevato dal sondaggio di U-Trend per il 53,3% dei padovani andrebbe pedonalizzato. Il parcheggio alla Prandina può essere utile, anzi lo vediamo come opportunità per liberare altre zone più in prossimità del centro delle piazze. Pensiamo a Piazza Insurrezione. Da anni la città insegue l'obiettivo di riappropriarsi di una ulteriore piazza che oggi ospita circa 126 posti auto e che potremmo
riconquistare pedonalizzando una parte o anche completamente. Le interviste realizzate da U-Trend per il sondaggio sono state fatte su un campione di 805 padovani tra il 31 maggio e il 3 giugno. Tra i temi affrontati, che si lega a quello dei parcheggi, c'è l'inquinamento che preoccupa tra molto e abbastanza il 64,3% dei cittadini e l'83,9% trova che la soluzione per contrastarlo sia non consumare altro suolo con nuovi edifici al posto di aree verdi. I controlli sulla sicurezza di ponti e viadotti di competenza di Veneto Strade non hanno evidenziato situazioni gravi, ma il 39% delle opere deve essere tenuto sotto stretto monitoraggio. Noi abbiamo esaminato tutta la rete di pianura, quindi con eccezione di Belluno che è in corso di esame, e i ponti, i viadotti che ci sono nella rete di pianura tutti esaminati, non c'è nessun ponte che sia a rischio di crolli o di problemi statici rilevanti. Sono per ora 504 i ponti e viadotti della rete di competenza di Veneto Strade oggetto di monitoraggio e valutazione della sicurezza. A completare l'opera mancano ancora diverse ispezioni in provincia di Belluno, ma nel resto della regione il controllo ha coperto il 100%. I ponti hanno bisogno, e anche i viadotti, di manutenzioni costanti. Noi già nel 2017 abbiamo dato a Veneto Strade, a valere sul bilancio 2018, 15 milioni di euro che sono stati integrati con altri 12 milioni l'anno scorso. Se la Regione Veneto ha stanziato il dovuto per la manutenzione delle tratte di sua competenza, l'auspicio è che lo stesso venga fatto anche dagli enti che gestiscono altre tratte. Intanto la valutazione del rischio dei ponti di Veneto Strade è stata divisa in 5 classi di attenzione: alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa. Il 39% delle opere monitorate è in classe di attenzione alta. Un ponte che ha una classe di attenzione bassa, diciamo che una volta ogni 2 anni si può fare tranquillamente. Un ponte che è in classe di attenzione A, cioè molto elevata, necessita o del monitoraggio continuo o di ispezioni ogni 2-3 mesi. C'è tempo anche per un appello alle amministrazioni comunali. Alcuni interventi di restauro richiedono la chiusura di un tratto di strada e l'istituzione di una viabilità provvisoria che non sempre è stata concessa dai comuni. Si riuscisse, ogni sindaco riuscisse a fare la propria parte senza guardare esclusivamente al proprio campanile, sicuramente forse qualche disagio in meno agli utenti della strada riusciremo a toglierlo. E la Giunta regionale ha approvato un provvedimento finalizzato a proseguire con la procedura di aggiudicazione della Via del Mare tra Meolo e Jesolo. Si tratta dell'ultimo tassello di un iter molto complesso che ha visto nel suo sviluppo molteplici criticità su cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Sostenibile, che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è dovuto esprimere in più occasioni. Lo sblocco ufficiale dell'intervento ci consente ora di disegnare in modo organico il sistema di accesso al mare dalla A4, afferma la vicepresidente Elisa De Berti. Finalmente siamo ora in grado di proseguire con il percorso di aggiudicazione dell'opera per la sua realizzazione. Ora la parola passa a chi ha partecipato alla gara ed ha presentato le offerte per la realizzazione della superstrada. La Via del Mare sarà una superstrada lunga circa 20 km e collegherà il casello autostradale di Meolo dall'autostrada A4 a Jesolo. Il costo previsto dell'opera è di circa 200 milioni di euro e sarà interamente coperto da risorse private. E adesso ci colleghiamo, diamo la linea al collega Alex Giuliano per tutte le novità in tema di sport. Alex. Buongiorno Monica, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, i campionati di calcio sono in dirittura d'arrivo, sappiamo tutti che stanno giocando solamente Serie D ed Eccellenza. Domenica sarà il gran giorno, chiuderanno le competizioni ufficiali, ci sarà poi l'appendice dedicata ai playoff per quello che riguarda il campionato di Serie D. Però la notizia di ieri, di poche ore fa, è che lo sport in generale, lo sport dilettantistico, può iniziare a
riprendere una certa normalità. Come? Semplicemente potendo usufruire nuovamente sia degli spogliatoi che delle docce. Cosa significa? È stato varato il nuovo protocollo della federazione, parliamo in questo caso di FIGC, che dà il via libera per tornare ad allenarsi, a giocare, a effettuare camp, tornei amichevoli, potendo usufruire di quello che fino a poche ore fa è stato inibito per chiaramente tutto quello che riguarda le norme di contingentamento e di contrasto al Covid, cioè l'utilizzo di docce e spogliatoi. Questo vuol dire che l'estate che avremo davanti sarà un'estate, Monica, ricca di partite, tornei amichevoli e riassaporeremo un pochino quella normalità che tanto ci manca. Noi come redazione sportiva riceviamo davvero tantissime mail ogni giorno di genitori che chiedono la possibilità di tornare a vedere i propri figli praticare un'attività sportiva al sicuro, ma che permetta insomma ai bambini e ai ragazzini di uscire di casa, divertirsi, socializzare e riprendere un pochino tutte le vecchie consuetudini, le vecchie abitudini a cui gli sportivi sono legati. Quindi via libera, docce, spogliatoi sono accessibili. Questo vuol dire, come dicevo, che tutte le varie manifestazioni sportive da qui in avanti potranno essere organizzate grosso modo come prima. C'è il discorso anche relativo alla partecipazione del pubblico agli eventi, alle manifestazioni sportive, via libera che è arrivato qualche giorno fa. Sappiamo tutti che c'è il limite del 25% di capienza per ospitare genitori, appassionati, tifosi o semplicemente curiosi negli impianti sportivi, però stiamo tornando lentamente alla normalità. Alex, stiamo tornando lentamente alla normalità, insomma questa buona notizia, la possibilità di riutilizzare gli spogliatoi, ma che cosa ci dobbiamo attendere secondo te, insomma secondo le informazioni che riesci a recuperare dalle varie realtà sportive per la prossima stagione? Ma allora non parliamo solo di calcio, parliamo di sport dilettantistico ad ampio raggio. Tante società si stanno organizzando in collaborazione anche con numerose amministrazioni comunali, amministrazioni locali per predisporre giornate dello sport, iniziative e manifestazioni all'aperto. È arrivato insomma poco tempo fa il via libera anche per la ripresa dell'attività sportiva nei palazzetti, nei luoghi al chiuso. Quindi cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente un'estate viva, frizzante, con predisposte sempre le norme cautelari per il rispetto del distanziamento, l'uso della mascherina e delle protezioni individuali, però effettivamente tutto il movimento sportivo dilettantistico sta iniziando a rispondere in maniera importante. Tornando a parlare di calcio, permettimi di dare ai telespettatori e agli addetti ai lavori qualche aggiornamento proprio dell'ultima ora, perché abbiamo parlato a inizio collegamento del fatto che i campionati di calcio si stanno concludendo. Domenica vivranno l'ultima giornata di questa stagione così difficile, così turbolenta, così complicata, e si sta già pensando a come e quando iniziare la prossima stagione sportiva. Le ultime novità sono quelle che prevedono, per quello che riguarda il calcio, di avere un'idea precisa su composizioni dei gironi e calendari non prima della prima settimana di agosto. Questo perché fino a fine luglio saranno consentite le fusioni fra le società sportive. La federazione ci fa sapere che si teme un calo di circa 30-40 società sportive calcistiche qui nell'area vicentina, nell'area bassanese. Prima settimana di agosto, dove verranno resi pubblici i gironi, verranno comunicati i calendari, quando ripartiranno i campionati e le coppe non prima di metà settembre. Quindi anche per la pianificazione dei ritiri, degli allenamenti eccetera c'è tempo, bisognerà comunque aspettare la seconda metà di settembre per il fischio d'inizio della nuova stagione. Grazie ad Alex per tutti insomma, i tuoi aggiornamenti e speriamo che si possa quanto prima tornare alla normalità anche in ambito sportivo. Andiamo avanti, ci spostiamo a Noventa Vicentina, potenziali servizi sanitari alla luce dell'esperienza del Covid. I comuni dell'area Berica e Lussotto sono a lavoro proprio per questo.
Ci siamo trovati come sindaci dell'area iberica, i sindaci del distretto sud-est, per un ragionamento in termini molto concreti con la dirigenza dell'ULSS. Progettare la ripresa per i territori a sud dei Iberici non è solo una questione economica per cui fare massa critica alla caccia dei fondi europei. Anche la sanità dell'area va sostenuta e potenziata nell'interesse comune di una distribuzione policentrica. Noventa Vicentina si candida ad essere un riferimento grazie anche a quanto dimostrato durante la pandemia. Il Covid ha insegnato parecchio, abbiamo dimostrato che il nostro ospedale di territorio, come ha voluto sottolineare anche la dottoressa Bonavina, è importante per il San Bortolo, ma è importante per il nostro territorio dell'area iberica, che a confine con l'area del Padovano e del Veronese può anche dare delle risposte a altri comuni confinanti, quindi per una popolazione molto, molto ampia. Continua dunque il dialogo dei comuni con la dirigenza dell'US 8 per investire su nuovi progetti di carattere sanitario e soprattutto sociosanitario. Un potenziamento dell'area che va oltre i colli iberici e su cui si invoca l'attenzione anche della Regione. Credo che anche la Regione Veneto su questo possa riflettere per riformulare certe politiche sociosanitarie e quindi ritornare a dare voce ai territori affinché insieme si possa costruire veramente una politica sociosanitaria a dimensione appunto del territorio. Parliamo adesso dell'avvio di un restauro. Protagonista la statua che troneggia in piazza San Lorenzo, è la statua di Giacomo Zanella. Sentiamo. A tu per tu con Giacomo Zanella. Il cantiere installato in piazza San Lorenzo, che ha sancito ufficialmente l'avvio del restauro, ci ha permesso oggi di avere il privilegio di realizzare queste immagini da un punto di vista inedito, proprio sul volto della statua del poeta vicentino, la zona più colpita dal degrado. È l'attacco biologico che è concentrato principalmente sul volto di Zanella. Tutta la fase di diagnostica e di prove di pulitura sarà concentrata su quella fase. Verranno fatte dei campioni preliminari che verranno condivisi passo a passo con la soprintendenza. Un punto di vista ravvicinato che una trentina di giovani restauratori potranno godere nell'avvicendarsi nelle 4 settimane di lavoro. Nel frattempo però anche il pubblico interessato potrà approfittare di un nuovo servizio. Quello che vedete è il QR, ci consente di andare in rete e vedere attraverso un'app tutti i fenomeni di degrado e le mancanze, che potrà essere utile soprattutto al restauro ultimato. In teoria verso la metà di luglio questo intervento si concluderà. Il calendario prevede poi l'intervento sul monumento di Giuseppe Garibaldi in piazza Castello e a Vittorio Emanuele in piazza Duomo, un altro modo per restituire decoro alla città. E adesso ne abbiamo parlato veramente anche nel corso del nostro collegamento con la redazione sportiva con Alex Giuliano, della ripresa delle attività sportive, insomma, dato che i numeri della pandemia stanno lentamente migliorando. E allora nel prossimo servizio parliamo del mondo delle piscine. È tempo di mettere in borsa costume, cuffia e asciugamano. Le piscine, che già dal 29 maggio avevano riaperto le vasche esterne, dal 7 giugno hanno ripreso le attività anche in piscina coperta. C'è una buona affluenza di bambini, dobbiamo dire, perché noi organizziamo da sempre i corsi accelerati durante la stagione estiva e devo dire che le richieste ci sono e sono rassicuranti, diciamo. Anche i nostri adulti, sia dell'acquagym che per i corsi di nuoto, stanno tornando e hanno voglia di riprendere le loro attività. Si confida nel bel tempo per l'affluenza alle piscine esterne. Le disposizioni anti-Covid continuano sia all'aperto con il distanziamento delle piazzole, sia negli spogliatoi, dove ora è possibile fare la doccia, ma bisogna portarsi il phon da casa. La chiusura degli impianti il 26 ottobre, più di 7 mesi fa, ha segnato in profondità i bilanci di queste strutture sportive e di svago che durante la chiusura per il Covid hanno tenuto aperto solo per gli agonisti e i ristori serviranno a poco. Sono veramente purtroppo poco confortevoli, cioè nel senso che non servono assolutamente a riparare quello che è stato il danno economico. Poco ci spetterà ora che siamo ovviamente ripartiti e per quanto riguarda altri ristori nulla abbiamo avuto, ripeto, possiamo contare solo sulle nostre forze. A Venezia continuano le polemiche intanto sull'andamento estivo delle tariffe per gli abbonati al garage San Marco.
Le nuove tariffe per gli abbonati del Garage San Marco sono diventate una delle polemiche che tiene maggiormente banco a Venezia. 100 euro più IVA in più per i mesi di luglio, agosto e settembre, che hanno generato una piccola rivolta. Fabio Parancola, presidente del San Marco, spiega così quella che definisce la nuova strategia commerciale del garage. Abbiamo cambiato completamente tutte le tariffe del garage, abbiamo per la prima volta inserito le fasce orarie, cosa che il garage non faceva mai. Abbiamo inserito varie tipologie di tariffa e abbiamo fatto anche una variazione sulla tariffa degli abbonamenti che non veniva modificata dal 2008. Nella quotidianità di una città pur bellissima da vivere come Venezia, i residenti devono però affrontare costi e problemi generalmente maggiori rispetto alla terraferma e i pochi rimasti si sentono sempre meno tutelati. Il fatto che si ricordi che il contratto può essere sospeso per i mesi estivi e poi ripristinato a partire dal mese di ottobre, però è stato interpretato da alcuni proprio come un fatevi da parte durante i mesi in cui abbiamo i turisti. Sì, questo l'ho appreso, però devo anche dire che fino ad oggi avevamo avuto molte richieste da parte degli abbonati della sospensione dell'abbonamento per il fatto che escono dalla città, vanno al mare, vanno in montagna. Abbiamo accolto le richieste degli abbonati, però evidentemente ne abbiamo accontentati alcuni. La decisione è irrevocabile oppure alla luce di che alcune di queste reazioni potrete cambiare qualcosa? No, penso rimarremo fermi nella nostra linea. Cioè, abbiamo fatto una strategia commerciale per l'anno 2021 e quella è. A Treviso sono già 2 gli esposti presentati in procura di recente dal Comitato No Aeroporto, ma potrebbero essercene anche degli altri. Uno dei temi sollevati è il deposito di carburante che si trova proprio accanto alla sala d'attesa dei passeggeri. Una delle cose secondo noi molto importanti è lo spostamento del deposito carburante che sta appena di fianco, proprio di fianco al passaggio delle persone in sala d'aspetto all'interno del terminal. Questa è una cosa che va avanti in deroga dal 2007, tutti lo sanno, no? Della situazione impropria di questo deposito pericolosissimo. Non sarà il primo esposto, quello presentato alcuni giorni fa in procura dal Comitato No Aeroporto contro il sindaco di Treviso Mario Conte ed ENAC, con l'intenzione di denunciare l'impatto del traffico aereo su volatili, pesci e altra fauna selvatica, perché a preoccupare i cittadini che risiedono tra Quinto e Treviso riuniti ormai da anni in un comitato è l'allarme sicurezza, con l'appello mai accolto sul sito in cui si trova il deposito carburante. È ora che prendano una decisione, siccome hanno detto già che doveva essere spostato, no? Che sia finalmente spostato e che sia tutelata sia la sicurezza delle persone e sia anche la sicurezza dei passeggeri. Salute pubblica con l'inquinamento acustico rilevato da più indagini commissionate dai privati, ma anche sicurezza. Per il comitato, che un mese fa ha depositato un altro esposto in prefettura, è necessario segnalare l'assenza di un piano di emergenza esterno in caso di incidenti, obbligatorio per ogni aeroporto, ma che ad oggi per il Canova pare non vi sia. Ultimo dato, l'inquinamento atmosferico. Vogliamo avere risposte certe riguardo alla sicurezza di questo aeroporto, perché secondo le direttive ENAC ci sono molte cose da mettere a posto e che quindi diano delle risposte. E adesso con il prossimo servizio ci spostiamo a Vicenza con le nostre telecamere. Siamo andati al Villaggio del Sole per raccogliere problemi ed esigenze dei residenti. Quartiere Villaggio del Sole, siamo a poco più di 1 chilometro fuori da Porta Santa Croce, varco per il centro con un'edilizia tipica del Novecento, un quartiere di edilizia pubblica degli anni 60, la costruzione dell'Ina Casa. Nel tempo diventato crocevia multietnico e soprattutto viario con traffico pesante e un via vai di auto imponente. Per anni i suoi residenti si sono battuti per la realizzazione di una bretella che deviasse parte del traffico, oggi finalmente in fase di realizzazione, ma intanto i vecchi problemi continuano a permanere. C'è tanto smog che non si vede l'ora, perché qua gli abitanti che stanno sopra veramente è invivibile. Traffico non è mai diminuito da tantissimo tempo, sempre uguale, smog sempre uguale,
aspettiamo la variante. Ma non di solo smog e traffico soffre il quartiere, anche di furti, come ci racconta un commerciante che con i genitori lavora in quartiere da 50 anni. Abbiamo avuto anche noi un episodio qualche mese fa di un furto, niente di particolare, però non fa piacere avere delle persone che ti entrano in negozio, che fanno praticamente solo danni. Ho sentito tanti furti nei garage e io come negozio di bici rubano tante bici. Ed entrando all'interno del quartiere abbiamo scoperto anche altre cose che fanno arrabbiare i residenti. L'educazione, e poi mancano i servizi, vengono quando vogliono, la spazzatura, e poi in certi giorni non c'è neanche posto per parcheggiare. Adesso io devo scaricare delle cose, per fortuna ho trovato libero, ma è un caso. Tra parcheggi ed educazione anche qualcos'altro manca. Penso che per i giovani, per i ragazzini manchi sicuramente qualcosa, uno spazio dove trovarsi. E adesso torniamo a collegarci con la nostra Vanessa Banzato, che da Rosà si è spostata a Bassano, precisamente sul Ponte Vecchio, che è stato al centro, lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, di uno spregevole atto vandalico. Andiamo a collegarci dunque con Vanessa, che vedo pronta appunto sul Ponte Vecchio. Sì, rieccoci Monica, ben ritrovati a tutte e a tutti. Siamo proprio accanto a uno dei punti del Ponte Vecchio che sono stati imbrattati da 6 giovani. Ricordiamo, tutto è successo domenica, tra sabato e domenica, quando appunto questo gruppetto di ragazzi poco dopo le 23 si è recato sul ponte e hanno pensato bene di imbrattare il monumento nazionale, tra l'altro appena restituito alla collettività. Non hanno pensato che le due telecamere poste all'estremità est-ovest del ponte Vecchio potessero riprendere tutto. In realtà sono telecamere di ultimissima generazione, quindi l'abbiamo detto anche nei nostri servizi TG, hanno ripreso in maniera chiarissima tutto l'operato di questi vandali, perché non si possono definire altrimenti. Tra l'altro tutti i ragazzi sui 20 anni dell'area bassanese. Bene, allora loro hanno imbrattato questa colonna. Poi andremo più avanti, vedremo anche gli altri punti che sono stati imbrattati. C'è da dire una cosa. Tutto questo pezzo, che è appena stato sistemato appunto per ridare il giusto decoro al ponte, tutto questo pezzo dovrà essere tolto, smontato quindi, e per essere risistemato. Quindi non basterà dare una grattata al legno e un nuovo colpo di pennello. Bisognerà smontare il pezzo, questa colonna. Poi chiedo a Christian Roque Allende, che mi sta seguendo con le riprese. Lo stesso lavoro verrà fatto qui su questa balaustra, quindi tutta la balaustra dovrà essere smontata, quindi un lavorone che dovrà essere fatto, e pensiamo anche alla spesa importante che dovrà essere sostenuta per appunto smontare e riportare all'ordine appunto tutti i pezzi che sono stati imbrattati da questi vandali. Ce n'è anche una più avanti che ha un segno anche piccolo, però anche quella dovrà essere smontata, quindi sarà un lavoraccio dopo anni di lavori fatti, interventi fatti per riportare il ponte alla collettività. E il fatto che vengano smontate parti del ponte implicherà che cosa? Implicherà la parziale chiusura del ponte. Di conseguenza, grazie a questi 6 giovani ci sarà un'ulteriore chiusura, un ulteriore disagio per la cittadinanza, ma abbiamo sentito anche dallo stesso assessore Mazzocco, linea dura sempre, quindi il fatto che siano stati scoperti in 24 ore e tra l'altro si siano costituiti loro stessi dopo le pressioni che anche alle nostre telecamere ha lanciato lo stesso assessore Mazzocco, ovvero l'invito a presentarsi entro 24 ore, se no la loro situazione già grave sarebbe peggiorata ulteriormente. Insomma, è servito, si sono presentati al comando della polizia locale, i 2 soltanto su 6 sono stati denunciati quali autori materiali del danneggiamento al ponte, quindi insomma una vicenda che si spera possa essere d'esempio nei confronti di chi potrebbe pensare magari a eventuali
eventuali atti simili. Di conseguenza il ponte è un bene di tutti e di tutte, assolutamente non va toccato, e questo è l'appello che è stato lanciato a chiare lettere proprio anche dallo stesso assessore Mazzocco. Grazie a Vanessa Monica Banzato, grazie per il tuo collegamento anche dal Ponte Vecchio di Bassano, che davvero non ha pace. Andiamo avanti, ci spostiamo sull'altopiano di Asiago, perché è stato un vero e proprio boom di adesioni, quello registrato a Roana per la giornata di vaccinazioni dedicata agli operatori turistici. Sono più di 350 gli operatori del settore turistico che hanno aderito alla campagna vaccinale straordinaria organizzata qui nel punto vaccinale di Roana. Una giornata campale che ha fatto segnare numeri da record, pensate il 100% di presenze, e anche la linea pediatrica, quella per le vaccinazioni degli under 18, ha registrato numeri importanti con oltre 75 ragazzini che si sono presentati per un'estate che vuole essere l'estate del rilancio, l'estate della sicurezza. Il settore della ristorazione come sta andando? State lavorando e soprattutto alla luce di iniziative anche come questa riuscite a guardare al futuro con più ottimismo? Fortunatamente cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel. Per noi è molto importante anche perché non contagiarsi in primo luogo noi e anche le persone che ci stanno attorno, preservare, come si dice, prevenire è meglio che curare, quindi abbiamo fatto questa scelta di appunto vaccinarci. Questa è stata una bellissima opportunità per partire a fare la stagione in sicurezza e a essere a contatto comunque con tutti i turisti, quindi ci aspettiamo che sia una bella stagione e di poter lavorare tranquillamente. Che sia un'opportunità per ricominciare a lavorare in sicurezza, in tranquillità, e speriamo che poi nel prossimo autunno non riavvenga un'altra come è successo lo scorso anno. Torna alla ribalta Paola Albertini, da anni conosciuta come la veggente di Pederobba per i suoi racconti di apparizione della Madonna, nuovo fenomeno seguito con cautela dalla Chiesa. Sono 35 anni che ho le apparizioni di Maria Regina degli Angeli Custodi e ho fatto silenzio 10 anni perché Madonnina ha detto di fare silenzio. 10 anni sono tanti però. Un silenzio, quello di Paola Albertini, rotto pochi giorni fa. Sabato sera verso le ore 23:30 circa vengo per andare a letto e la Madonnina era dietro lì e mi accorgo che vedo una lacrima che viene giù. Io ho detto, ma sarò stanca, ho pensato, non ho mai dato per scontato, insomma. E invece mi sono avvicinata, ho provato piano piano a toccarla anche con un dito, era bagnata. Nei giorni successivi, racconta Paola, il fenomeno si sarebbe ripresentato anche in altre 4 statue e in un caso una lacrima sarebbe diventata sangue. Questa qui che abbiamo più grande, mi sono accorta, ma veramente che ieri sera, mi sono accorta che aveva nell'occhio sinistro questa lacrimona rossa, proprio sangue, insomma, che scendeva. È da tanti anni, racconta Paola Albertini, che le apparizioni della Madonna sono cominciate prima nella sua casa e poi nella zona del Monfenera, dove è nato un vero e proprio pellegrinaggio di fedeli. Da parte della Chiesa vige la massima cautela, tanto più ora che il nuovo fenomeno si sarebbe manifestato. La donna è rimasta per ore ad ammirare le statue, realizzando foto e filmati con il suo telefonino. Ne ha parlato anche con la sua guida spirituale, Don Bruno Bevilacqua, che assicura la genuinità della devozione della veggente. Paola ogni giorno, generalmente di sera, verso le 18, poco più, ha delle apparizioni qui in casa. E qui, nella camera da letto, dove sono avvenute le visioni, la diocesi ha deciso di aprire un'inchiesta dopo che la donna ha segnalato il particolare fenomeno. Chiaramente che la Chiesa, anche attraverso i suoi vescovi, è molto prudente al riguardo. La prudenza è presente anche in paese quando si parla delle visioni di Paola. Sono credente, sono praticante, però non so fino a che punto posso credere.
Torniamo adesso a parlare della pandemia da Covid e vediamo il report del 9/6, quindi di oggi alle 8 di Azienda Zero. I nuovi casi positivi che vengono registrati sono 104, significativo come sempre il dato relativo ai ricoveri. In area non critica attualmente ci sono 478 pazienti ricoverati, meno 2 rispetto al precedente bollettino di Azienda Zero, 62 invece le persone che sono ricoverate in terapia intensiva. Anche in questo caso cala il numero perché ci sono meno 2 persone appunto ricoverate in terapia intensiva. Il dato relativo ai decessi si aggiorna perché c'è ancora una persona che ha perso la vita appunto a causa del Covid. Diamo velocemente uno sguardo anche al report relativo invece alla campagna di vaccinazione con gli ultimi aggiornamenti sulla somministrazione di vaccini nella regione del Veneto. Attualmente le dosi somministrate sono 3.154.709, delle quali prime dosi 2.123.527, cicli completati invece sono 1.031.182. La percentuale delle dosi somministrate sulle dosi fornite è pari al 92,6%. Questi dunque gli ultimi dati relativi al monitoraggio della campagna di vaccinazione anti-Covid nel Veneto. Per oggi Focus TG termina qui, grazie per l'attenzione a tutti voi, una buona giornata, ci rivediamo naturalmente questa sera nella fascia oraria dedicata all'informazione TG. Una buona giornata a tutti.